L'accabadora è un personaggio della cultura tradizionale sarda e di alcune regioni dell'Italia meridionale come la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Il termine accabadora deriva dal sardo accabadora o accadora, che significa è colei che fa morire. In passato, quando la medicina moderna non era ancora diffusa e la mortalità infantile e materna era ancora elevata, l'accabadora svolgeva una funzione di sostegno e assistenza alle famiglie in lutto. Era considerata una figura rispettata e temuta allo stesso tempo, in quanto aveva il potere di porre fine alle sofferenze di un malato terminale o di un neonato malato o debole, attraverso l'utilizzo di una corda o un cuscino. Tuttavia, questa pratica è stata vietata nel corso del XX secolo, poiché considerata un'azione criminale, in quanto equivaleva all'omicidio. Oggi, l'accabadora è diventata una figura leggendaria della cultura popolare, che continua ad affascinare e intrigare molte persone, rappresentando una testimonianza della storia e delle tradizioni del passato. Una storia che potrebbe essere vera riguarda una donna di nome Maria che viveva in un piccolo villaggio in Sardegna negli anni 40. Maria era molto rispettata nella sua comunità per la sua conoscenza delle erbe medicinali e la sua abilità nel trattamento di molte malattie. Tuttavia, la sua reputazione ebbe una svolta inaspettata quando alcune persone del villaggio iniziarono a chiamarla l'accabadora, poiché sapevano che in passato aveva messo fine alle sofferenze di malati terminali. Maria si sentì molto a disagio per questa reputazione e iniziò a cercare modi per riscattarsi agli occhi della comunità. Iniziò a lavorare ancora di più come guaritrice e a curare gratuitamente i malati che non potevano permettersi le spese mediche. Con il tempo, Maria riuscì a farsi perdonare dalla comunità e a riconquistare la sua reputazione come guaritrice rispettata e amata. Questa storia mostra come la figura dell'accabadora fosse vista in modi diversi dalla gente, a seconda delle circostanze e del periodo storico. Potrebbe anche essere interpretata come un esempio di come la conoscenza e l'esperienza medica possono essere usate in modi positivi per il bene della comunità, anziché per scopi personali o egoistici. L'accabadora era spesso una donna anziana che era rispettata e temuta dalla comunità locale per la sua abilità di porre fine alle sofferenze dei malati terminali. Mentre in alcuni casi l'accabadora agiva su richiesta della famiglia, in altri casi decideva da sola se e quando porre fine alla vita del malato. L'uso della corda o del cuscino per mettere fine alla vita del malato era considerato un'alternativa pietosa rispetto ad altri metodi di eliminazione della vita, come l'avvelenamento o la strangolazione. La pratica dell'accabadora è stata vietata in Italia a partire dagli anni 50, quando il governo ha deciso di fornire cure mediche adeguate ai malati terminali. Oggi, l'accabadora è diventata una figura leggendaria della cultura sarda e italiana, e alcune persone ancora si rivolgono a lei come a un'entità spirituale o divina che può aiutare a alleviare le sofferenze dei malati terminali o delle loro famiglie. Non ci sono fonti affidabili o prove storiche che confermino l'uso di un martello di legno da parte dell'accabadora. Come ho menzionato in precedenza, l'uso di un cuscino o una corda per porre fine alla vita del malato era una pratica comune, anche se il metodo esatto poteva variare a seconda dell'accabadora e della regione in cui operava. Tuttavia, come figura leggendaria, ci sono molte storie e leggende che circolano sull'accabadora, alcune delle quali potrebbero includere descrizioni dettagliate di strumenti o tecniche che non corrispondono alla realtà storica. Ci sono molte leggende che circolano sull'accabadora, ma molte di esse sono state esagerate o sono semplicemente false. Ad esempio, alcune leggende suggeriscono che l'accabadora usasse strumenti come un martello, una spada o una pistola per porre fine alla vita del malato, ma non esistono fonti affidabili o documenti storici che possano confermare queste storie. Allo stesso modo, alcune leggende affermano che l'accabadora fosse una sorta di strega o di essere soprannaturale in grado di utilizzare poteri magici per alleviare le sofferenze dei malati terminali. Queste storie sono state spesso elaborate nel corso del tempo, in modo che le informazioni originali siano state completamente distorti. Tuttavia, è importante notare che queste leggende riflettono l'importanza culturale dell'accabadora nella tradizione sarda, e dimostrano come la figura dell'accabadora sia stata vista in modi diversi dalla gente nel corso della storia. Il termine sardo femmina accabadora, femmina agabadora o, più comunemente, agabadora o accabadora, sagabadora, lette colei che finisce, deriva dal sardo sacabu, la fine o dallo spagnolo acabar, terminare,
denota la figura storicamente non comprovata di una donna che si incaricava di portare la morte a persone di qualunque età, nel caso in cui queste fossero in condizioni di malattia tali da portare i familiari o la stessa vittima a richiederla. In realtà non ci sono prove di tale pratica, che avrebbe riguardato tutte le regioni sarde, in particolare in Barbagia. La leggenda narra che le pratiche di uccisione utilizzate dalla femmina Gabadora variavano a seconda del luogo: entrare nella stanza del morente vestita di nero, con il volto coperto, e ucciderlo tramite soffocamento con un cuscino, oppure colpendolo sulla fronte tramite un bastone d'olivo, su mazzolo, o dietro la nuca con un colpo secco, o ancora strangolandolo ponendo il collo tra le sue gambe. Lo strumento più rinomato sarebbe una sorta di martello di legno. Il rituale era molto particolare. Sacabadora entrava nella stanza cui venivano tolte tutte le figure sacre, poiché si pensava che occultando momentaneamente gli oggetti a cui l'agonizzante era più legato potesse velocizzare la morte. Talvolta veniva tolto dalla fronte del poveretto anche l'olio consacrato con cui il sacerdote lo aveva unto durante il rito dell'estrema unzione. Il precitato attrezzo dell'Accabadora, Suyualedu, era utilizzato dalla stessa sul moribondo come arma per sopprimerlo. Di solito il malato veniva finito con un colpo di quest'arma lignea. Dopo di ciò, Sacabadora andava via in punta di piedi, quasi avesse compiuto una missione. I familiari del caro estinto le esprimevano profonda gratitudine per il servizio reso al loro congiunto. Sacabadora non si faceva mai pagare, tuttavia, in quanto sarebbe stato del tutto contro la morale ricevere soldi per portare la morte. Il colpo di Suyualedu era quasi sempre diretto alla fronte del moribondo, da cui probabilmente il termine di Accabadora. Questa parola potrebbe infatti provenire dallo spagnolo acabar, finire, che significa letteralmente dare sul capo. Uno Suyualedu è visibile presso il Museo Etnografico Galluras Aluras, in provincia di Sassari. Si tratta di un ramo di olivastro lungo 40 cm e largo 20. In Sardegna sicuramente non mancano persone che hanno un nonno o un bisnonno che, in un modo o nell'altro, hanno avuto a che fare con sa femmina Accabadora. A Luras, in Gallura, Sacabadora uccise un anziano di 70 anni. La donna non fu condannata e il caso venne archiviato. I militari, la chiesa e il procuratore di Tempio Pausania concordarono sul fatto che quello della signora vestita di nero fosse stato non un omicidio, bensì un gesto umanitario. Del resto, erano altri tempi.